Benvenuti in diretta a spazio dedicato all'ULSS 2 Marca Trevigiana. Parliamo di percorsi radiologici in ambito cardiologico e oncologico. Vi presento il mio ospite. In studio con me c'è il dottor Michele Carmelo Fusaro, direttore di radiologia all'ospedale di Oderzo. Ben trovato, dottore. Grazie a voi, buongiorno. Allora, il vostro è davvero un lavoro dietro le quinte. Di che cosa si occupa un radiologo? Un radiologo in effetti molto spesso lavora dietro le quinte, anche se ha un ruolo determinante all'interno del percorso diagnostico-terapeutico di un paziente. A me piace definire la radiologia e in qualche modo anche il radiologo, la radiologia come un meraviglioso viaggio all'interno del corpo umano, perché la mission principale del radiologo è la diagnosi fondamentalmente, quindi noi dobbiamo cercare di capire che cosa ha un paziente, ma lo facciamo in una maniera del tutto particolare, quindi utilizzando una serie di apparecchiature radiologiche più o meno complesse che forniscono immagini anatomiche. Attraverso l'interpretazione di queste immagini noi riusciamo di volta in volta a capire quanto di normale c'è, ma invece quali e quante sono le alterazioni che di volta in volta si presentano in quel paziente, e fornire quindi una diagnosi che sia la più precisa possibile. Quindi noi siamo di base fondamentalmente anatomisti ed è, credo, la più grande opportunità per la medicina dal punto di vista anatomico, perché prima della radiologia l'anatomia si poteva studiare solo in maniera invasiva. I grandi anatomisti di una volta studiavano l'anatomia attraverso le dissezioni, per esempio. Molti chirurghi studiano o verificano l'anatomia attraverso un atto invasivo. Noi siamo fondamentalmente gli unici che possono vedere il corpo umano in ogni suo dettaglio anatomico oggi in maniera assolutamente non invasiva e precisa. Ecco, dottore, com'è cambiata nel tempo la branca della radiologia? Cioè, prima della radiologia, lei l'ha un po' accennato, che cosa si faceva, come si interveniva, come si diagnosticava, proprio perché insomma lei ha detto la mission del radiologo è diagnosticare. Come si faceva prima dell'avvento della radiologia? La radiologia nasce in tempi relativamente recenti se consideriamo la storia della medicina in generale. Pensiamo ai tempi di Avicenna, pensiamo ai tempi di grandissimi medici del passato, siamo al 1895, prima era molto difficile, era fondamentalmente impossibile avere una definizione della malattia per come la intendiamo oggi. Fu il grande anatomista e medico Giovan Battista Morgagni, intorno al 1600, che scrisse un bellissimo trattato che si chiamava De Sedibus et Causes Morborum per Anatomen Indagatis. Lui fu tra i primissimi che intuì che per capire veramente qual era il problema di una persona, di un paziente che si presentava con determinati sintomi, più o meno complessi, bisognava capirne le cause anatomiche che ne erano alla base. In quel periodo però ovviamente l'unica soluzione era o una chirurgia che non è la chirurgia di oggi, quindi spesso la chirurgia arrivava in momenti in cui il quadro clinico era molto complesso, oppure si dovevano studiare le alterazioni anatomiche attraverso i processi di dissezione anatomica. Con la radiologia cambia tutto. Con la radiologia siamo oggi in grado, in passato un po' meno, ma oggi in maniera estremamente accurata ed avanzata, siamo veramente in grado di avere una visione nitida, molto precisa di qual è il quadro anatomico praticamente in tutti i distretti corporei, e questo ci permette di dare delle indicazioni ai clinici, ai chirurghi, agli oncologi, tutte le figure professionali, perché poi in medicina si lavora in squadra, per intraprendere il percorso terapeutico più appropriato. Quindi radiologia uguale base concettuale anatomica, ma anche anatomopatologica, perché poi noi transitiamo di volta in volta da un concetto di anatomia normale, e ci auguriamo che tutti i pazienti che in qualche modo eseguono un esame radiologico abbiano un quadro normale. Di volta in volta però questo quadro anatomico può modificare, e quando modifica al di là di un certo livello di pericolosità, di gravità e così via, questo deve fornire gli strumenti ai vari specialisti proprio perché intervengano nella maniera più appropriata, e credo che oggi attraverso la radiologia si può intervenire in maniera estremamente precisa. Ecco, una evoluzione della radiologia che passa per forza di cose anche attraverso una tecnologia sempre più all'avanguardia e sempre più di precisione, no, dottore? Questo è vero, perché la radiologia è strettamente legata alla tecnologia. Quando mi capita di parlare ai convegni medici o di spiegare proprio questo concetto, faccio l'esempio dei telefoni cellulari, no?
Se io invitassi qualcuno, volessi regalare ad esempio un cellulare a un amico o un'amica di 10 anni fa, probabilmente mi direbbe insomma, non è proprio quello che vorrei, perché ci sono degli ambiti come quello della tecnologia in cui 10 anni possono essere veramente tanti. Immaginiamo la radiologia allo stesso modo. Una TAC di 10 anni fa, che è un'apparecchiatura complessa, in realtà ha avuto modo di sviluppare 2 o 3 generazioni. Quindi una TAC di 10 anni fa è una TAC sostanzialmente vecchia nel nostro modo di pensare. Quindi la tecnologia ci aiuta tantissimo. Ha sviluppato macchine in diversi settori della radiologia e il messaggio che mi sento di dare è che è possibile oggi studiare il corpo umano in ogni dettaglio proprio grazie alla tecnologia. Originariamente ovviamente non era così, ma oggi disponiamo di tecnologie veramente che sono in grado di permetterci l'esplorazione del corpo in ogni millimetro del nostro corpo. 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta e fare una domanda al dottor Fusaro, quindi aspettiamo appunto le vostre curiosità, ne sono arrivate già moltissime durante insomma attraverso i social, poi le porrò anche queste domande. Ma che differenza c'è tra un radiologo e un tecnico di radiologia? Perché spesso quando ci sottoponiamo a un attacco, a una risonanza magnetica, vorremmo già avere subito la risposta dal medico, insomma dal tecnico che abbiamo di fronte. Che differenza c'è tra queste due figure professionali? In effetti viene abbastanza istintivo quando si esegue un'indagine, un po' come quando si svolge un esame di qualunque genere anche in ambito extramedico, si vorrebbe sapere un po' come stanno le cose, soprattutto in medicina se c'è una preoccupazione. Il radiologo, in senso considerato proprio un radiologo, è un medico che a un certo punto del proprio percorso professionale decide di intraprendere una scuola di specializzazione che è la radiologia e che lo abilita e gli insegna ad operare in questo ambito. Quindi è un medico che si specializza in radiologia e che poi sviluppa tutte le competenze che sono tipiche di questa figura professionale. Il tecnico radiologo è comunque un professionista che si forma con una laurea triennale specifica e la cui funzione fondamentale è quella intanto della ottimizzazione e utilizzo tecnico delle apparecchiature. Queste apparecchiature in qualche modo devono essere utilizzate e loro sono proprio le figure che ovviamente collaborano costantemente col radiologo, ma che sono spesso proprio impegnati nella gestione diretta della tecnologia, ma anche nella gestione diretta spesso del paziente. Ecco perché quando si va a eseguire una radiografia del torace o una TAC, molto spesso all'inizio ci si trova di fronte ad un tecnico di radiologia o un'infermiera o un infermiere, perché sono i primissimi che intervengono proprio nella gestione dell'esame. Ovviamente noi lavoriamo in team, si seguono determinate indicazioni, ci sono dei protocolli e poi qualunque forma di interpretazione deve essere riservata al medico radiologo, al radiologo. A questo proposito, se posso, le racconto un piccolo aneddoto che mi successe tempo fa in vacanza. Ero in mezzo a varie persone che non conoscevo, uno di questi incuriosito mi disse: ah, ma ho saputo che sei medico. E una domanda tipica che si fa ad un medico è sapere di che cosa si occupa, ovvero la specializzazione. E io gli dissi molto tranquillamente: sono un radiologo. E vidi a quel punto questa persona mi disse: ma medico o radiologo? Come dire, entrava un po' in contraddizione questa cosa qua. In linea generale il radiologo è il medico, però spesso nell'uso comune si intende anche un po' il tecnico di radiologia. Senta, proprio perché si parla di un lavoro di team, no? Che lei ha ben evidenziato, com'è strutturata una unità operativa complessa di radiologia? Vorrei rispondere a questa domanda sempre con un altro aneddoto, perché ricordo le sensazioni di quando ero studente in medicina. Al 4º anno di medicina noi cominciavamo i tirocini pratici e quindi si andava nei vari reparti, si vedevano le corsie, i letti, vari medici che uscivano dalle stanze e così via. Quando andai per la prima volta in radiologia rimasi colpito, perché è un mondo molto particolare, un mondo dove spesso si trovano delle insegne che dicono di stare attenti. Molto spesso le radiologie, non quella dove lavoro io, ma molto spesso sono in luoghi molto più bui.
in linea generale gli spazi sono riservati soprattutto alle macchine. Quindi si creano degli spazi ad hoc dove noi dobbiamo costruire proprio le diagnostiche della TAC, della risonanza, dell'ecografia, di tutte le diagnostiche, e all'interno di questi spazi, che architettonicamente sono costruiti in maniera tale che queste macchine possano lavorare bene ed in sicurezza, si muove uno staff che è costituito proprio da tecnici di radiologia, infermieri, medici, oltre che tutto lo staff, diciamo, di segreteria che collabora insieme a noi. Quindi quello che volevo dire è che la sensazione nell'entrare in una radiologia è completamente diversa da quella, per esempio, che si ha nell'entrare in un ambulatorio medico o nell'entrare, per esempio, in una corsia. Gli spazi spesso sono dedicati alle macchine e noi siamo in mezzo a questi spazi, e insieme alle macchine e ovviamente ai pazienti dobbiamo lavorare fondamentalmente. Certo, perché i macchinari, insomma, sono i principali strumenti di lavoro che avete a disposizione. La ragione d'esistere fondamentalmente della disciplina della radiologia, e noi ne dobbiamo prendere cura, perché senza queste macchine non riusciremo ad avere le immagini e quindi tutte le opportunità diagnostiche che queste macchine ci consentono oggi. Radiologia è sinonimo di diagnostica per immagini? In linea generale sì, a me piace chiamarla radiologia. Oggi va di moda diagnostica per immagini, anzi le dirò di più, a me piace chiamarla radiologia medica, come i grandi maestri di una volta ci insegnavano. Si usa dire oggi diagnostica per immagini perché non tutte le apparecchiature usano i raggi X, quelli classici, quelli per cui è nata la radiologia. Ad esempio ci sono diagnostiche dove si usano gli ultrasuoni, che è l'ecografia, o ci sono diagnostiche come la risonanza magnetica che usano le onde elettromagnetiche, ed è per questo motivo in realtà lo si usa in senso elogiativo e si dice diagnostica per immagine, come dire non ci sono solo i raggi X, ma a me personalmente piace definirla comunque radiologia. Per quanto mi riguarda, una diagnostica di risonanza magnetica è comunque una diagnostica all'interno della radiologia, ma qui si rischia di entrare in una questione, diciamo, un po' più filosofica, nostalgica, e quindi è corretto dire diagnostica per immagini, non è sbagliato dire radiologia. E allora quali sono gli esami di diagnostica per immagine o di radiologia, come vogliamo definire? Ce ne sono davvero tanti. Probabilmente potremmo dividerli in grandi macro aree, che sono l'area della radiologia tradizionale, quelli che comunemente a casa conoscono come i raggi, quindi ognuno di noi ha qualche amico che dice vado a fare i raggi. Ecco, quella è quella che noi definiamo radiologia tradizionale, radiografia del torace, radiografia al polso, al gomito, eccetera. Poi c'è la macro area della TAC, che è la tomografia assiale computerizzata, che utilizza sempre i raggi X, ma una diagnostica più avanzata, quindi una diagnostica che ci permette di esplorare il corpo umano in maniera molto più precisa rispetto alla radiologia tradizionale. La macro area della risonanza magnetica, la macro area poi della senologia, ce ne sono tante altre, fino a sforare alla radiologia interventistica. Per ognuna di queste macro aree il numero di esami è veramente molto ampio, perché noi studiamo tutto il corpo umano. E il corpo umano viene di volta in volta studiato con tecniche differenti a seconda di quello che noi dobbiamo vedere. Quindi se uno va a vedere il nomenclatore regionale del numero di prestazioni radiologiche è un nomenclatore lunghissimo, quindi meglio, diciamo, definirlo in macro aree, per cui poi c'è la TAC del torace, la risonanza del fegato, ce ne sono veramente tante. Queste indagini a che cosa servono a scoprire che cosa si può andare ad indagare all'interno del corpo umano? La radiologia può essere utilizzata praticamente per qualunque tipo di diagnosi, quindi dire per che cosa è un mondo praticamente infinito. Noi entriamo anche qui in alcune grandi macro aree, come l'area oncologica, l'area dell'emergenza urgenza, l'area per esempio ortopedica, l'area cardiologica, ce ne sono diverse. Quindi noi non abbiamo un confine ben definito. Se noi pensiamo a un paziente nella sua complessità, oggi è molto probabile che durante il suo percorso di cura in senso lato bisogna inserire qualche indagine radiologica, dalle più semplici fino alle più complesse,
Se io penso per esempio ai pazienti ricoverati, è molto difficile che un paziente ricoverato oggi non abbia, diciamo, in qualche modo la necessità di doversi sottoporre a un esame radiologico. Una gamma di esami molto ampia per le malattie che purtroppo sono molto numerose e che continuano ad affliggere l'umanità, e quindi noi diamo il contributo soprattutto per la diagnosi. Certo, diciamo insomma che comunque la TAC e la risonanza magnetica insieme ai raggi sono forse le più conosciute. Che caratteristiche hanno, in che cosa differiscono in particolare la TAC e la risonanza magnetica? Perché sono arrivate molte domande che ci chiedono di chiarire questo. Sono le tecniche avanzate, intanto, sono le tecniche che ci permettono di vedere il corpo umano in maniera estremamente precisa. Nascono da un'esigenza fondamentale. Con le radiologie tradizionali, che veniva denominato imaging di sommazione, noi avevamo un'idea generale di un determinato distretto e non riuscivamo a capire nel dettaglio quello che i pazienti avevano, perché il dettaglio anatomico era un insieme di strutture anatomiche che si sovrapponevano. Infatti si chiamava imaging di sommazione. Dall'imaging di sommazione nasce l'imaging di selezione. Lei immagini di dover studiare un salame, per esempio, e questo salame noi andiamo fondamentalmente ad affettarlo. Con la TAC e con la risonanza noi è come se virtualmente eseguissimo submillimetriche fette del corpo umano, e quindi andiamo a vedere fetta per fetta quello che il corpo umano ci riserva da quel punto di vista. Le due tecniche di TAC e di risonanza lavorano sotto questo punto di vista, con principi fisici differenti, perché la TAC usa i raggi X classici. Quindi per ottenere le immagini c'è proprio un tubo radiogeno, così come ce n'è, però la tecnica di acquisizione è particolare e permette di scandagliare il corpo umano proprio a fette. Infatti noi utilizziamo in inglese il termine slice proprio per dire, non so se hai mai sentito la TAC a 64 strati, 256 strati, perché andiamo proprio come dire, virtualmente a scandagliare il corpo umano in questo modo. La risonanza magnetica fa la stessa cosa, con un principio fisico differente, perché usa le onde elettromagnetiche e ha una capacità di pesare i tessuti in maniera superiore rispetto alla TAC. La TAC, diciamo, ha un dettaglio anatomico superiore, la risonanza magnetica ha un dettaglio di come è costituito il tessuto superiore a quello della TAC. Questo a grandi linee, ovviamente. E infatti Katia da casa ci scrive tra la TAC e la risonanza magnetica quale si può dire che possa essere migliore? Anche da questo punto di vista si può definire un esame migliore piuttosto di un altro? No, perché questo dipende da quello che noi dobbiamo studiare. Ad esempio, se io devo studiare un polmone è molto meglio studiarlo con la TAC. Anzi, è molto difficile studiarlo con la risonanza magnetica. Se devo studiare un ginocchio e quindi devo capire se un menisco, ad esempio, ha una lesione oppure no, è molto meglio studiarlo con la risonanza magnetica. Quindi le due metodiche sono complementari, non sono in competizione l'una con l'altra. Ci sono dei quesiti e delle alterazioni che si studiano meglio con la TAC, ci sono dei quesiti e delle alterazioni che si studiano molto meglio con la risonanza magnetica. Dobbiamo utilizzarle entrambe e dobbiamo averle entrambe. Sempre da casa ci dicono devo sottopormi alla risonanza magnetica, ma soffro di claustrofobia e odio stare in uno spazio così piccolo e rumoroso. Insomma, penso che questa sia una delle preoccupazioni e dei terrori che hanno forse molti pazienti che incontra. Per fortuna non sono molti, però è un problema che esiste, e quindi ogni buona radiologia ha dei percorsi interni che in qualche modo deve prendere cura anche di queste persone che non riescono ad eseguire questo esame. Ci sono approcci differenti. L'approccio più banale è quello di cercare di far vedere al paziente come è strutturata la macchina. Noi per esempio spesso invitiamo, quando li chiamiamo per gli appuntamenti, chiediamo anche se hanno problematiche di questo tipo e li invitiamo a venire in reparto a vedere le macchine, a vedere la sala e a rendersi conto prima dell'esame se possono avere delle difficoltà. Se ci sono delle difficoltà, allora si predispone per esempio di intervenire anche farmacologicamente. Ci sono dei blandi sedativi che si possono utilizzare e molto spesso
tranne casi veramente difficili, l'esame riusciamo sempre a farlo. In alcuni casi particolari, quando è veramente necessario eseguire l'esame, il percorso di cura di un paziente può rendere veramente necessario fare l'esame, in alcuni casi chiediamo per esempio agli anestesisti di assisterci. Naturalmente bisogna creare tutti i percorsi organizzativi da questo punto di vista, ma è molto difficile che un paziente veramente debba rinunciare all'esame per questa preoccupazione. Anche perché credo ci sia un'altra opzione, che è quella della risonanza magnetica aperta. Che cosa permette di fare? Questa domanda della risonanza magnetica aperta allude molto probabilmente non alle risonanze magnetiche che sono aperte per definizione, quindi quelle articolari. Ci sono delle risonanze magnetiche più piccoline con dei magneti più piccoli che sono strutturate così perché vengono progettate così. Questa domanda probabilmente allude a quei pazienti che hanno bisogno di un esame veramente avanzato ma che hanno paura di eseguire l'esame. Da un punto di vista scientifico, radiologico in senso stretto, è molto difficile che una macchina, perché esistono, in effetti esistono queste macchine, ma è molto difficile che possano veramente rispondere tecnologicamente a quesiti molto complessi. Poi comunque molti esami possono essere eseguiti, quindi anche lì dipende dal caso, dal paziente, da qual è la posta in gioco, perché la diagnosi più precisa è e più chance noi abbiamo di intraprendere il percorso terapeutico corretto. Personalmente consiglio di tentare di eseguire la risonanza nel miglior stato dell'arte possibile e in base ai percorsi che oggi sono disponibili e alle varie possibilità che ci sono, io ritengo che sia veramente difficile che un paziente rinunci all'esame. Poi a volte i quesiti non sono così importanti, spesso sì, bisogna fare la risonanza, ma sì, vediamo, allora lì è un altro discorso. Io parlo di quelle situazioni in cui veramente noi dobbiamo capire la risonanza magnetica, a mio avviso, aperta, non arriva ai livelli di quelle che invece noi definiamo chiuse, che secondo me sono a uno stato dell'arte superiore. In ogni caso deve essere il medico di riferimento che fa una valutazione attenta e decide se utilizzare questa metodica oppure no in base al tipo di esame che si sta facendo e a quello che si sta cercando di individuare. Il medico formula sempre una diagnosi, poi il radiologo deve dare le sue indicazioni perché il responsabile finale del risultato da un punto di vista dell'imaging è comunque del radiologo. Di fronte a un quesito clinico il radiologo ha il dovere di individuare la tecnica migliore e la procedura migliore per quel paziente. Se questa non viene in qualche modo accettata, poi si pongono altre questioni, però la responsabilità finale della diagnosi attraverso una metodica di imaging è fondamentalmente del radiologo. Spesso però si collabora, si parla, è sempre bene che il radiologo si interfacci con un collega, con uno specialista che ci dica cosa dobbiamo andare a cercare, perché se noi non abbiamo un quesito, non abbiamo un'idea precisa di quello che andiamo in difficoltà, non sappiamo se abbiamo eseguito l'esame corretto, la radiologia non andrebbe utilizzata perché andiamo un po' a vedere. La radiologia, l'ideale è che risponda a un determinato quesito clinico. Sono indagini che in qualche modo possono essere pericolose per l'organismo, procurare dei danni all'organismo, parliamo dell'utilizzo appunto delle onde elettromagnetiche, dottore? Se parliamo di TAC o di raggi X in linea generale sì, noi dobbiamo stare molto attenti. Se parliamo di risonanza magnetica no, o di ecografia ancora meno. È chiaro che poi ci sono dei rischi connessi all'ingresso delle sale di risonanza magnetica, ma quella è un'altra questione. I raggi X sono una cosa che noi dobbiamo utilizzare con parsimonia. Fino a una decina, una quindicina di anni fa, devo ammettere che la radiologia stessa come disciplina non aveva una grandissima cultura della radioprotezione. Ma da circa 10-15 anni a questa parte c'è una estrema attenzione da questo punto di vista e moltissimi esami che un tempo facevano paura oggi sono tranquillissimamente eseguibili. Su molti contesti il problema della dose è fondamentalmente risolto o comunque è un problema che bilanciato nel rischio-beneficio, perché noi lavoriamo sempre da un lato rischio, dall'altro beneficio, è di gran lunga a favore del beneficio.
Allora, noi ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità, qualche minuto davvero, poi torneremo insieme al dottor Fusaro, insomma, per addentrarci proprio nell'ambito cardiologico e oncologico. Qualche momento di pausa, tra poco. Rieccoci in studio, sempre in studio con me c'è il dottor Michele Carmelo Fusaro, direttore dell'unità operativa complessa di radiologia all'ospedale di Oderzo. Dottore, parliamo dell'ambito cardiologico. Spieghiamo un po' come si svolge il percorso radiologico, appunto quando si vanno a diagnosticare, insomma, patologie o quant'altro dal punto di vista cardiologico. Questa è una domanda secondo me estremamente interessante, a cui io personalmente come ambito culturale tengo, perché è un ambito molto delicato da un punto di vista patologico. Una breve premessa è che le malattie cardiovascolari ancora oggi sono probabilmente la prima causa di morte nel mondo occidentale. La radiologia è una disciplina relativamente recente in questo ambito. Quando io ero ancora una sorta di studente in scuole di specialità, per esempio la TAC in ambito cardiologico muoveva i primi passi, quindi eravamo intorno al 2004-2005. Una cosa da sottolineare è che la radiologia non entra nel mondo cardiologico come esame di primo livello e non è un'indagine che deve essere utilizzata per avere un'idea del cuore senza una solidissima base clinico-cardiologica. Quindi noi interveniamo in una fase del percorso diagnostico del paziente che potremmo definire di secondo o terzo livello, dove dobbiamo andare a individuare delle alterazioni sempre anatomiche che sono di fondamentale importanza per il percorso del paziente. Quindi a noi viene chiesto di individuare alterazioni che sono molto particolari, molto importanti per la prognosi del paziente e che hanno bisogno di tecnologie dedicate proprio per poterle ottenere. Questo dal punto di vista del momento in cui noi arriviamo. Quali sono le tecniche di studio del cuore dal punto di vista radiologico? Sono la TAC e la risonanza magnetica. La risonanza magnetica si sviluppa un po' di più negli anni 90, quindi ebbe il suo massimo sviluppo negli anni 90, mentre la TAC è nella sua fase più avanzata fondamentalmente una metodica degli anni 2000. È come se la TAC e la risonanza magnetica si fossero divisi i compiti. La risonanza magnetica studia il cuore da un punto di vista, per così dire, più strutturale, quindi proprio del muscolo, e quindi ne va a studiare una serie di dettagli anatomici e di alterazioni anatomiche che sono quelle proprio strutturalmente del cuore. Però noi sappiamo che il cuore è una pompa, è una struttura anatomica molto funzionale che serve a far girare il sangue all'interno del corpo umano. E il sangue serve per portare ossigeno, nutrimenti, elettroliti e quant'altro, glucosio. Ovviamente anche il cuore ha bisogno di ricevere i nutrimenti. Per far questo ci sono delle arterie che nascono appena all'inizio dell'aorta, che si chiamano arterie coronarie e che furono chiamate così da Leonardo da Vinci perché si disponevano a guisa di corona sul cuore, quindi se uno guarda le immagini proprio TAC si rende conto. E la TAC è una metodica che si dedica soprattutto allo studio delle arterie coronarie. Perché questo concetto è importante? Perché se noi pensiamo alle malattie del cuore in senso lato, alla fine la stragrande maggioranza dei problemi non derivano dal cuore in senso stretto, perché il cuore di per sé non è un organo che si ammala così tanto. Se noi pensiamo per esempio al colon, a quante neoplasie del colon vediamo, in realtà i problemi del cuore in senso stretto non sono così frequenti se rapportati, diciamo, presi per singolo organo rispetto agli altri organi del corpo. Ma ci sono queste strutture anatomiche, sono le coronarie, che si ammalano tanto e si ammalano di una malattia che si chiama aterosclerosi. Quindi molto spesso il problema che si crea non è del cuore in sé, ma è del fatto che queste arterie, questi vasi, queste strade che devono portare il sangue al cuore in qualche modo si ammalano e si ostruiscono, ed è un problema molto frequente. Quindi noi con la TAC che cosa facciamo? Andiamo quando c'è l'indicazione clinica, e l'indicazione, ripeto, deve essere possibilmente cardiologica,
o comunque con un razionale clinico di altri specialisti molto solido, perché altrimenti si rischia di avere informazioni che possono essere fuorvianti. Ma nel momento in cui noi andiamo ad eseguire un esame di questo tipo, è come se riuscissimo a decodificare le caratteristiche dell'aterosclerosi, intanto nel dire se è presente o non è presente. Perché, apro una parentesi, c'è un paradigma fondamentale nella medicina cardiologica. Le malattie coronariche acute si verificano quando le coronarie si ammalano. Non esiste l'infarto del miocardio se non per condizioni molto rare se queste arterie sono sane. Sembra scontato, ma non è così. L'infarto del miocardio non è una malattia che si verifica per caso, è una malattia che ha come base anatomica l'aterosclerosi, e l'aterosclerosi, se ha certe caratteristiche, predispone di più al rischio di evento coronario. Noi che cosa facciamo come radiologia? Eseguiamo l'esame, andiamo a studiare la presenza o meno dell'aterosclerosi. Se l'aterosclerosi è presente, la andiamo un po' a classificare, la andiamo a decodificare, la andiamo un po' a smascherare, se così vogliamo dire, e una volta che abbiamo queste informazioni che poi si articolano, diciamo, sotto vari punti di vista, quel messaggio che noi diamo al cardiologo è un messaggio di estrema importanza per poter intraprendere un percorso terapeutico adatto, che può essere un percorso farmacologico, può essere un percorso invasivo, oppure può essere un percorso, come è bene che sia, di stretto controllo dei fattori di rischio, perché molto spesso bisogna semplicemente dire al paziente, ad esempio, di smettere di fumare, bisogna dire al paziente, ad esempio, di controllare la pressione arteriosa e così via. Una cosa interessante che stiamo notando in questi anni è che è aumentata moltissimo la compliance, quella che noi chiamiamo compliance dei pazienti alla terapia. Prima, quando vi era il dubbio di una malattia coronarica, perché i sintomi potevano far pensare ma la malattia coronarica non era dimostrata, si diceva al paziente: devi smettere di fumare, devi fare questo, eccetera, eccetera. Però con l'ATAC abbiamo notato che quando la malattia è dimostrata e viene comunicata e viene classificata, nome, cognome e tutto quello che c'è da dire, quanto calcio hai, quante stenosi hai e così via, la percezione ha un impatto diverso sul paziente. Ha un impatto completamente diverso, e abbiamo notato che si cominciano a seguire molto più seriamente tutte le indicazioni che il cardiologo gli dà. Se prima doveva smettere di fumare, si guarda che tu sei a rischio perché le tue coronarie sono così. E qui un'altra importantissima caratteristica dell'ATAC è questa. Prima dell'ATAC si formulavano delle ipotesi di rischio per il paziente cardiologico e si basavano proprio sulla stratificazione attraverso i fattori di rischio. Il fumo, diabete, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, la sedentarietà, la familiarità e così via. Sono tutti i classici, diciamo, fattori di rischio che espongono il paziente a un rischio di malattia coronarica. Quello che noi facciamo con l'ATAC è di farlo in maniera assolutamente personalizzata su quel paziente. A parità di paziente, se io ad esempio ho un paziente A e un paziente B, tutti e due con la stessa caratteristica clinica, se io eseguo l'ATAC solo al paziente B, quella stratificazione del rischio non la faccio più sulla base di, come dire, una classificazione epidemiologica del suo rischio, ma lo faccio guardando le sue coronarie, che è un'altra cosa. E questo ci ha dimostrato che la malattia coronarica e il rischio di insorgenza di eventi coronarici acuti può essere riclassificata. Abbiamo tanti esempi di pazienti che pensavano per esempio di essere a basso rischio, che diventano ad alto rischio, o pazienti che pensavano di essere ad alto rischio che invece diventano un rischio intermedio. In molti altri casi invece il rischio che si considerava si conferma, ma ne abbiamo la controprova, cioè noi andiamo direttamente a vedere, e questo ha degli impatti prognostici enormi. Quanto può essere precisa l'ATAC coronarica sullo stato di salute delle coronarie del paziente? Se abbiamo la fortuna di disporre di tecnologia allo stato dell'arte, è precisa in maniera, non dico assoluta perché in medicina è sempre pericoloso utilizzare il termine assoluto, ma la precisione è estrema. Quindi non abbiamo delle informazioni vaghe, non abbiamo delle informazioni
che abbiano un livello di precisione medio-basso, ma il livello di precisione è alto e direi anche altissimo. Però bisogna avere tecnologie di un certo tipo e anche l'esperienza giusta, perché poi dopo è un ambito ultra specialistico e quindi bisogna che un radiologo sia dedicato da anni a questo tipo di attività. Passando all'ambito oncologico invece, dottore, abbiamo detto che la radiologia in ambito cardiologico è un'indagine di secondo e terzo livello, in ambito oncologico è così oppure no? Non è così, perché nell'ambito oncologico, dove noi comunque eseguiamo esami di complessità molto differente da un esame estremamente semplice a un esame complesso, la radiologia entra in maniera molto più estensiva nel mondo dell'oncologia. Noi dobbiamo pensare all'oncologia comunque i pazienti oncologici come molto eterogenei, possono essere pazienti con delle alterazioni diciamo di livello poco pericoloso, pazienti molto complessi. Storicamente la radiologia entra nel mondo oncologico praticamente su tutti i fronti e viene utilizzata per la diagnosi, viene utilizzata per il follow-up, viene utilizzata per le complicanze, per alcuni trattamenti terapeutici che sono tipici della radiologia interventistica, e quindi nell'ambito oncologico è un ambito, chiamiamolo di nicchia, un ambito estremamente particolare. Nell'ambito oncologico deve essere un background che ogni bravo radiologo deve possedere, perché poi dopo la maggior parte degli esami sono esami oncologici. Tutte le neoplasie possono essere individuate attraverso un esame radiologico, dottore? Se morfologicamente se hanno un qualcosa che morfologicamente è visibile, sì. Se andiamo al di là del microscopico, diciamo, potenzialmente sì. Alcune è più facile vederle, altre è meno facile vederle, ma in linea generale, se noi abbiamo una TAC e una risonanza magnetica ben eseguita e ben interpretata, è molto difficile che ci siano delle alterazioni significative. Questo non vuol dire che qualcosa non si possa non sfuggire. I dettagli anatomici sono molto, molto piccoli, semmai si pone un problema di interpretazione. Noi ad esempio vediamo noduli di 2 mm al polmone, anche di 1 millimetro. Potenzialmente quel nodulo potrebbe anche essere fra 5 anni, 10 anni una neoformazione, ma non siamo in grado di dirlo. Ecco perché molto spesso l'esame va ponderato a un contesto clinico ben preciso, a una richiesta ben precisa, e quindi noi di volta in volta andiamo a costruire una radiologia che deve essere proporzionata a quello che lo specialista ci chiede. Quindi io suggerisco sempre di utilizzare la radiologia a ragion veduta, diciamo così, senza abusarne, perché altrimenti da un lato le risorse possono essere limitate, ma dall'altro si può avere un effetto paradosso. Informazioni che magari clinicamente non hanno nessuna rilevanza possono paradossalmente danneggiare il paziente, perché creano quella che in America chiamano un overdiagnosis, e quindi ci sono informazioni che non sappiamo interpretare perché sono magari piccole, e quindi questo rischia di creare l'innescarsi di altri esami proprio per andare a studiare qualche cosa che magari non ha un significato pratico. Quindi dobbiamo lavorare in un contesto ben preciso. Come per la TAC coronarica, che ha insomma una precisione davvero molto importante e significativa, mi sembra di capire che anche nell'ambito oncologico insomma, si riesce ad avere una precisione molto importante. Assolutamente sì. Il problema oggi è il buon utilizzo delle macchine e l'interpretazione, ma il potenziale tecnologico esiste, anzi anche per certi versi a livello microscopico, ma questo è un altro ambito. Ci sono software oggi che decodificano le immagini anche al di là di quello che l'occhio umano può vedere. Ma lì bisognerebbe attrezzarsi con macchine di un certo tipo, con software di un certo tipo. Quindi la tecnologia oggi ci offre un panorama veramente, veramente ampio. Dobbiamo solo essere noi radiologi a stare un po' al passo coi tempi, perché come i telefoni cellulari di prima, fra 2 anni le macchine sono diverse. E ogni volta che noi andiamo a studiare quali sono le novità, bisogna ogni volta mettersi lì a studiare, a capire, e quindi la radiologia evolve un po' perché evolve la cultura clinica, ad esempio in ambito oncologico, e un po' perché evolvono anche le macchine. Certo. Un aspetto importante da sottolineare è che all'ospedale di Oderzo esistono dei percorsi dedicati per i pazienti oncologici. Come si strutturano, dottore?
C'è un percorso che insieme al dottor Lamon, che è il responsabile della oncologia di Oderzo, che peraltro recentemente è stata anche inaugurata, abbiamo voluto prenderci cura per quanto riguarda questo gruppo di pazienti che sono seguiti a Oderzo in una maniera che secondo me può essere molto valida per i pazienti, perché qual è il problema? Questa è anche un po' un'opinione mia personale. Il paziente oncologico a tutti i livelli, anche i pazienti che non hanno una complessità clinica particolarmente elevata, nel momento in cui valicano la porta dell'oncologia entrano in una sfera psicologica molto particolare e quindi, ripeto, al di là di quelli che possono avere problemi più importanti, anche una semplice diagnosi in un paziente che è tecnicamente in salute in quel momento cambia completamente la vita. Cosa abbiamo voluto fare col dottor Lamon? Evitare che nel momento in cui c'era necessità di eseguire un TAC, questo onere vada al paziente. In pratica, quando si stabilisce che bisogna fare un TAC, tutto il percorso, diciamo, di programmazione è a carico nostro, cosa che non è scontata perché a volte i pazienti devono andare un po' alla ricerca di un posto dove eseguire un esame. Per quanto riguarda i nostri pazienti, noi abbiamo voluto creare delle agende, diciamo, dedicate, e quando si stabilisce che c'è da fare questo esame, al paziente gli si dice semplicemente: questo è il controllo da fare, si farà in questa data. E da quel punto di vista quindi abbiamo completamente tolto l'onere della programmazione al paziente per quanto riguarda le TAC oncologiche. A questo abbiamo aggiunto una collaborazione tra me e il dottor Lamon che è costante e trasversale su tutti i pazienti. E noi non riserviamo la discussione dei casi solo ai casi particolari, ma abbiamo, per nostra scelta, anche così deontologica, deciso di discutere singolarmente tutti i casi, che poi dopo vengono collocati spesso in queste finestre dell'oncologia, in modo tale da dare la chance a tutti i singoli pazienti che sia identica a tutti. È una nostra visione, diciamo, lo possiamo probabilmente fare perché Oderzo non muove volumi di attività probabilmente uguali a quelli di Treviso, ma è anche vero che ci vuole tanto impegno, le cose bisogna volerle, programmarle ed essere sempre attenti alle esigenze di tutti i pazienti. Quindi noi alla fine di ogni giornata dedicata a questi pazienti, i nostri casi li andiamo a discutere singolarmente, indipendentemente dal loro grado di complessità. Poi è chiaro, se un caso è più facile, impieghiamo meno tempo, i casi più complessi in qualche modo dobbiamo dedicare più tempo, ma il concetto è che non vogliamo proprio creare una distinzione in base alla complessità. Insomma, questa è l'ennesima dimostrazione della vostra mission, no? Il paziente è al centro, sempre e comunque, no? Questo è uno slogan che spesso si sente, ma noi ci crediamo davvero e riteniamo che questo sia proprio un punto centrale, almeno nella nostra gestione, per quanto riguarda il percorso oncologico. C'è il tempo per rispondere a un'ultima domanda che ci è arrivata attraverso i social e ci chiedono della risonanza magnetica con il mezzo di contrasto. Anche questo a volte penso possa rappresentare una preoccupazione per il paziente. È rischioso, dottore? È rischiosa la risonanza o il mezzo di contrasto? Il mezzo di contrasto. Allora, i mezzi di contrasto in generale, lo dico anche per i mezzi di contrasto iodati, mentre la risonanza usa il gadolinio soprattutto, sono dei farmaci fondamentalmente, e sono farmaci, non mi risulta che ci siano farmaci utilizzati in maggior quantità del mezzo di contrasto. Credo di poter affermare che siano tra i farmaci più sicuri, forse i farmaci più sicuri in assoluto. È chiaro che in alcuni casi estremamente rari ed aneddotici ci possono essere dei problemi, poi ci sono casi particolari dove qualcosa di più complesso esiste, ma in linea generale credo di poter tranquillizzare tutti. Quando qualcosa serve farlo, ecco, questo forse è veramente il principio più importante. Quando serve
utilizzare una macchina, un contrasto, un attacco, una risonanza perché ci serve una diagnosi, allora la dobbiamo utilizzare. Non abbiate paura di utilizzare la radiologia a patto che questo abbia un senso e a patto che questo sia finalizzato a migliorare la prognosi di un paziente. Se ci sono queste condizioni, la radiologia offre oggi possibilità che vanno veramente al di là di ogni preoccupazione. Ecco, insomma, perché sappiamo che a volte, insomma, i mezzi che utilizziamo per la diagnosi, a volte anche diagnosi precoce, incutono un po' di timore, un po' di preoccupazione e si evitano, insomma, in tutti i modi. Però, io suggerisco insomma, di non farlo. Se c'è un motivo, anche i raggi X, la demonizzazione dei raggi non deve esistere nel momento in cui quei raggi possono essere determinanti per una diagnosi. Se noi riusciamo ad eseguire una diagnosi al paziente giusto, al momento giusto, il peso in termini di beneficio di quella diagnosi è enorme rispetto al rischio che il paziente corre. Dopo saremo noi radiologi a fare in modo che i raggi vengano utilizzati nella maniera corretta, che sia utilizzato il mezzo di contrasto più corretto, oltre che creare tutte le condizioni ambientali perché il paziente non abbia nessun tipo di problema. Giusto, insomma, evidenziare anche quest'ultima osservazione. Siamo in chiusura. Io ringrazio il dottor Michele Carmelo Fusaro, direttore dell'unità operativa complessa di radiologia all'ospedale di Oderzo. Grazie a voi, di essere stato con noi e di aver risposto alle domande e anche alle curiosità che ci sono arrivate dai nostri telespettatori. Grazie a voi per averci seguito e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.